Regional authorities and industry representatives met in Monfalcone at Marina Lepanto to discuss transport and logistics, as the region works to strengthen Friuli Venezia Giulia's role as a key hub for rail and intermodal transport. La Regione Friuli Venezia Giulia è un nodo logistico strategico e una parte del PIL dipende da questo asset, sia per quanto riguarda le nostre aziende, sia per quanto riguarda le merci che ci attraversano e che però producono reddito all'interno del nostro territorio, proprio perché gli operatori logistici che vi operano ovviamente sono aziende anche del nostro territorio. Quindi noi abbiamo il porto che ha il più alto traffico ferroviario d'Italia ed è molto attrattivo per il famoso corridoio IMEC di collegamento con l'India, che è il paese emergente per quanto riguarda i mercati, e di conseguenza quello che dobbiamo fare è potenziare le infrastrutture ferroviarie. Uno dei dati è che noi siamo già a saturazione di quella che è il massimo delle merci trasportate via treno dal porto di Trieste. Monfalcone ha ancora capacità, i nostri interporti anche, quindi dobbiamo migliorare questa infrastruttura e migliorare anche la specializzazione dei 4 interporti affinché possano essere di supporto all'intero sistema.